Un incubo che non se n'è mai andato e che ieri sera, intorno alle 21, si è nuovamente palesato davanti agli occhi degli abitanti della Riviera del Brenta, proprio nel giorno in cui ricorreva il terzo anniversario del terribile tornado che mise in ginocchio diversi comuni, causando la morte di un uomo, il ferimento di decine di persone e una devastazione senza precedenti. Il maltempo è tornato a terrorizzare gli stessi territori di 3 anni fa. Il cielo che diventa all'improvviso scuro e poi un vento fortissimo che spezza rami, cartelli stradali e grosse piante. Una novantina le richieste di intervento ai vigili del fuoco lungo la riviera del Brenta, ma anche a San Donà e poi Mira, Mirano, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo, Vigonovo, Pianiga, Spinea e Dolo. Ma i pompieri ieri sono stati impegnati un po' in tutto il Veneto con oltre 160 interventi, in particolare tra Padovano, Veneziano e Marca Trevigiana. Qui quasi una trentina le richieste da parte dei cittadini, soprattutto nel comune di Preganziol, dove le forti raffiche di vento hanno parzialmente scoperchiato un asilo. Interventi anche a Quinto, Castelfranco, San Pietro di Feletto, Treviso, Cappella Maggiore, Casale sul Sile e Villorba.